Buon pomeriggio dall'ippodromo Arcoveggio, convegno di corse di giovedì 22 febbraio. Prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni. Elettra Miura, TRN, Enehora Buena, Estosa Rishow, Eiolo, Elkan Grimm e Vita Como in prima fila, Eliseo Mo, Extreme Dream Trio, Egberto Meile, Tonnan Si, Eden Stella ed Essenza Piccante in seconda. I favori sono in chiusura per Evita Como, numero 6. Matteo Zaccherini, alternativa principale in Hora Buena, numero 2. Macchina che accelera, veloce dall'esterno è proprio Evita Como, che in poche battute riesce a sfilare Numero nei 1 Elettra confronti Miura TRN squalificato. di Estosa Rishow, che però prova ancora a respingere l'avversaria. Evita Como insiste al paletto dei 200 metri, si avvantaggia di mezzo cavallo. Estosa Rishow la fa spendere comunque, più indietro rimane in Hora Buena. È passata in 300 metri la favorita Evita Como, che così dopo il quarto iniziale in 29-2 guida nei confronti della stessa Estosa Rishow. Più indietro c'è Hora Buena, che concede ancora una ventina di metri alla testa, e i 600 vengono percorsi in 45-6. Numero 2 L'errore di Enhorabuena Enhorabuena, e squalificato. così Evita Como liberamente in vantaggio nei confronti di Estosa Rishow. In terza posizione c'è Extreme Dream Trio, mentre per corsie esterne cerca di avanzare Eiolo. Extreme Dream Trio l'ho infilato all'interno da Etonansi, cavalli che hanno completato un primo chilometro nell'ordine Numero 11 Eden Stella dell'1.17. Stosa squalificato. Rishow per un attimo in difficoltà, poi cala sensibilmente, e così c'è Extreme Dream Trio che prova ad avanzare e guadagna terreno su Evita Como. Extreme Dream Trio è sceso in seconda posizione, seguito da Etonansi. Più all'esterno cerca di lanciarsi Essenza Piccante, con più a largo Elkan Grimm, retta d'arrivo con in vantaggio Evita Como, che è un po' provata. Comunque ancora due lunghezze abbondanti di vantaggio, ultimi 100 metri di gara. Evita Como in vantaggio, rimonta comunque all'esterno e sul palo passa di precisione Extreme Dream Trio su Evita Como, che si è piantata nelle ultime battute e ha dovuto subire l'arrivo di Extreme Dream Trio, che andiamo a rivedere l'arrivo intanto. Vedete, Evita Como ancora vantaggio, aveva una lunghezza ai 50 finali, ma cala vistosamente sul palo e piegata di precisione da Extreme Dream Trio, mentre al terzo chiude Elkan Grimm. La vittoria quindi per Extreme Dream Trio. In sediolo Massimo De Luca per Marco Azzaroni, Scuderia Trio.